bentrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. C'è un indagato nel caso dell'omicidio di Vincenzo Zappalà, il 52enne di Guardiamangano, pestato a sangue lo scorso 6 gennaio ad Altarello, una frazione di Giarre, nel Catanese. Nel registro degli indagati è finito un 46enne di riposto, incensurato al momento accusato di omicidio colposo. Pare che l'uomo sia stato immortalato dalle telecamere poste nel centro commerciale di Giarre. Il manovale accese sarebbe stato più volte colpito a pugni e schiaffi al volto, reagendo contro il ripostese e allontanandosi dal luogo a piedi e sparendo nel nulla per circa un'ora. Riapparso in fin di vita alle 19, caricato in ambulanza, sarebbe morto poco prima dell'arrivo all'ospedale di Giarre. Sul corpo dell'accese è già stata effettuata l'autopsia. La pista seguita al momento dagli inquirenti è quella passionale. E Nuccio Sorbello, l'uomo che ieri ha perso la vita nel tragico incidente stradale che si era verificato nella strada statale 194 a pochi chilometri da Agnone Bagni, vicino a Augusta, nel siracusano. Nuccio era originario di Catania, aveva 59 anni e lavorava come operaio della manutenzione su impianti di carburante. Era alla guida del suo furgoncino quando si è scontrato con un tir e l'impatto gli è costato la vita. A dare notizie sull'identità dell'uomo è stata l'ANAS attraverso una nota. Le cause dell'incidente sono però ancora in corso di accertamento. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto carburanti che già oggi sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Tra le norme che entreranno in vigore da domani anche quella che prevede l'obbligo per i benzinai di esporre alla pompa un cartello che indichi il prezzo medio dei carburanti calcolato di giorno in giorno dal Ministro per le imprese. Proprio ieri si era svolto l'incontro tra la delegazione del governo e i rappresentanti dei distributori di carburante. Il governo vedrà di nuovo i sindacati della categoria prima dello sciopero previsto il 25 e il 26 gennaio. Sembra che ci sia il terreno per scongiurare lo stop dei benzinai. Terzo trapianto di utero in Sicilia in una giovane donna proveniente dal nord Italia. L'importante intervento è stato portato a termine la scorsa notte al centro trapianti del Policlinico San Marco di Catania dall'equipe congiunta del professore Paolo Scollo e del professore Pierfrancesco Verux. Il personale sanitario catanese con un aereo della Protezione Civile si è recato a Cremona per prelevare l'utero da una giovane di 25 anni deceduta per emorragia cerebrale. Al ritorno a Catania l'equipe chirurgica ha poi eseguito l'impianto dell'organo, una donna toscana di 30 anni a cui era stato asportato l'utero a causa della morte del feto. È tutto per questa edizione, il TG Flash ritorna nel pomeriggio alle ore 16. A più tardi.